La tragedia si è consumata alle prime luci dell'alba, intorno alle 5:30, lungo questa strada, via degli Alpini, a San Vito di Altivole. Elisa Girolametto, 19 anni, studentessa di infermieristica all'Università di Padova, è al volante della sua Fiat Punto. Era partita dalla sua casa di Viese Pio X per raggiungere Montebelluna. Oggi, infatti, era il suo primo giorno di tirocinio alla casa di riposo Umberto I. Pochi istanti e il dramma. L'auto esce di strada finendo la sua corsa contro questo muretto, poi le fiamme, come racconta un residente. Un botto e preso la macchina, ha preso fuoco subito. In pochi minuti sul posto arrivano i vigili del fuoco di Castelfranco che spengono le fiamme. Per Elisa però purtroppo non c'è più nulla da fare. Le indagini per ricostruire le cause dell'incidente affidate ai carabinieri di Riese Pio X. Di quanto accaduto prima ancora che facesse giorno restano i segni sul luogo della tragedia. Nel fossato le tracce delle fiamme, l'odore acre che non si è ancora dissolto. Vicino al muretto qualcuno ha lasciato un mazzo di fiori e una piantina per ricordare Elisa e una vita che si è spezzata troppo presto. Lo shock per quanto accaduto è forte anche tra chi abita in zona, come nel caso di queste due signore che vivono a pochi passi dal luogo del dramma e che hanno deciso di depositare una pianta di fiori bianchi a ricordare la studentessa 19enne. La voce rotta dalle lacrime, non ci sono parole, ci dice una di loro. Anche chi non ha avuto la fortuna di conoscere Elisa ora è profondamente colpito per la sua morte prematura. Lascia il segno, sì.